A Gordino, Feltrino, Comelico, il Bellunese è in ginocchio, frazioni senza luce, acqua, telefono, completamente isolate da lunedì. È uno scenario drammatico quello della montagna bellunese che man mano che passano le ore rivela la gravità della situazione. Abbiamo rinforzato la protezione civile mandando le autocolonne provenienti anche da altre regioni, l'esercito, però oggettivamente anche loro si sono dovuti fermare perché la viabilità è totalmente compromessa, ci sono problemi, non hanno l'acqua, non hanno la luce, non hanno il collegamento telefonico, la situazione è veramente complessa. Ieri non potevano volare gli elicotteri, io li ho messi a disposizione fin dalle prime ore, però non potevano decollare. Questa mattina sì. Solo oggi dunque, grazie agli elicotteri che si sono potuti alzare in volo con il miglioramento delle condizioni meteorologiche, è stato possibile arrivare in località irraggiungibili altrimenti a causa di frane, sbottamenti, alberi caduti sulla sede stradale e la situazione è veramente difficile. Abbiamo centinaia di dissesti idrogeologici, la strada Gordina che è franata in più punti sul Cordevole, addirittura il Cordevole a Ponte Massa ha fatto franare un intero edificio che non esiste più, c'è una voragine. Io ero in sala operativa a Marghera, come lo sono senza interruzione fin da giovedì, ero lì perché c'era l'incendio a Taibon, quindi località già provate dall'incendio che c'è stato la settimana scorsa. Improvvisamente la portata del Cordevole si è azzerata, ma si è azzerata perché è stato travolto anche lo strumento e poi abbiamo scoperto che era crollato un edificio dentro nel Cordevole. Quindi insomma una situazione davvero drammatica. I prossimi giorni minacciano pioggia nuovamente, dobbiamo preoccuparci nuovamente? La pioggia di per sé che è prevista per domani è poca, 70 mm circa, però c'è un problema. Contro i 700, giusto? Sì, ma c'è un problema perché questo vuol dire che se c'è pioggia ci saranno nuvole, quindi gli elicotteri non volano. La viabilità sarà molto difficile ripristinarla in queste ore in alcune località e stiamo parlando di un territorio che è stato non provato di più dai fenomeni meteo dei giorni scorsi. Se uno va in Agordino vede decine, centinaia di migliaia di alberi sradicati pronti a cadere dentro nei corsi d'acqua, a intasarli e quindi anche poca pioggia ci preoccupa.